Assessore Corazzari, ultima giornata, la conclusione di questi Stati Generali della Pesca del Veneto. La prima cosa che possiamo dire è che è andato veramente tutto bene. Beh, siamo soddisfatti, è stato un percorso durato 4 giorni, abbiamo messo al centro dell'attenzione la pesca, i pescatori, le tematiche legate a questo mondo che non riguarda solo il settore ma che ha delle ripercussioni importanti e dirette su temi di interesse generale, quindi della nostra comunità veneta e anche nazionale. Per noi è stato un motivo di approfondimento, di confronto e di proposta. Oggi parleremo di distretto dell'Alto Adriatico, quindi anche di proposte in termini di gestioni sovraregionali. Riteniamo che il nostro mare, per le proprie peculiarità, abbia bisogno di un'attenzione specifica e di misure specifiche, e su questo quindi lavoriamo insieme alle altre regioni del distretto, l'Emilia Romagna e il Friuli. Certamente c'era bisogno di parlare di pesca, c'era bisogno di far passare forte il messaggio dell'importanza che ha questo comparto per la sicurezza alimentare, per la tutela ambientale, per la custodia del nostro mare e delle nostre lagune, e per far capire quanto questo comparto sia importante da un punto di vista economico e sociale.